Roberto Crudeli, prova di consistenza e tenuta da parte del Forte dei Marmi, grande prova difensiva, poi ci sono volute due giocate di Frani Pinazar per stappare la partita. Sì, ma difensiva perché chiaramente è una situazione che abbiamo impostato in un certo modo perché avevamo problemi con Tommy Lopez, avevamo problemi con Alex, non ho potuto schierare Checchetto perché ha avuto problemi con i pattini, quindi non poteva giocare, quindi oltre a non essere chiaramente, a non avere una rosa ampissima, avevamo anche un sacco di problemi, quindi abbiamo impostato la gara un pochino diversa, però credo che le occasioni importanti il Bassano le ha avute dopo sul 2-0 perché noi abbiamo cercato di pressare, di recuperare, di raddoppiare, quindi quando vai a fare queste cose in più con una squadra come il Bassano, in più essendo in inferiore numerica a livello di cambi era normale soffrire qualcosina, però finché la partita è stata sullo 0-0 e sull'1-0 partita equilibrata, mi sembra che anche loro abbiano fatto una bella partita difensiva perché hanno avuto in difesa, sono stati veramente bravi. Senti, il Forte, viste le premesse e le difficoltà estive, sta marciando anche, secondo me, sopra le aspettative, però adesso c'è una sfida col Grosseto che vorrete impostare in maniera diversa. Sì, sì, intanto recuperare i problemi che abbiamo questa settimana e vedere come andrà la settimana. Però è chiaro che noi abbiamo adesso la partita col Grosseto queste sono le partite che il Grosseto credo sia una squadra più strutturata di noi perché poi è tanti anni che gioca insieme, 3-4 giocatori, quindi l'allenatore che conoscono, io è 2 mesi che ce l'ho insieme, questi ragazzi stanno facendo dei miracoli. Però ecco, noi quelle sono le partite che dobbiamo puntare a portare punti a casa. Fino adesso siamo stati bravi in alcune partite e adesso sabato è una di queste e cerchiamo di essere bravi anche sabato, di portare a casa dei buoni punti.